Sì, cari miei, un bel discorso l'amor. L'amor, sì, l'amor. Ma il cambia, sapeva col tempo l'amor. Tante volte quando si è giovani l'amor, 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 l'amor. E dopo invece di contare qualche anno in più, come dire, l'amor o non l'amor? Non l'amor pia. Che piccolo! Cambia tutto, vedi? Riesci, ma è così? Perché, caro mio, tutti quanti prima o dopo devono andare dentro su quel gran caglieron che sarebbe il matrimonio. Quindi sono avvertiti che noi altri non sono più usati, una volta era più facilità, si aveva più calma, se si sopportava di più, non che n'era sta corsa che viene adesso. Sì, se guarda più l'essenziale, basta per sposarsi se voleva bene, basta 4 tole in cavaletto per fare il letto, o se no il paion. Sapete cosa è il paion, no? Non è un ballo sudamericano, balliamo il paion, no? Era quel materasso fatto con le scartoffie dei panozzi. Che un che pareva di essere su un metro, il sapeva di quelle teghe sui cagni, sui galoni. Perché no, in effetti una volta la roba più importante per sposarsi era il letto, il resto veniva dopo. Infatti mettere in piena famiglia era proprio perché non aveva le careghe. Invece adesso deve avere l'appartamento, i doppi servizi, i mobili qua, i mobili là, qui a comprare tutto e si separa. Non è gusto, no? Non è gusto. Adesso le di moda aver tutte, guai che ti manchi qualcosa della roba più moderna e il vigila per pizzare il gas, che l'ha aver tutto automatico. Adesso hanno le di moda è il forno a microonde. E poi è pindo i baciorni fa baruffo la sera perché la femmina verde dice a tu whisky ne ha frega. Perché poi non si vede neanche al mar. E non dove ste microonde? E un bel tocco da cercare la strega. E se ne vuole la lavatrice, la lavastoviglie, guai chi che non ha la lavastoviglie perché ho ciù qua, ho ciù là. Mi non è che l'abbia su con la lavastoviglie, perché una volta che ti passa i piatti con la paglietta ti metti dentro, dopo 3 ore viene fuori anche caldi, dighi. Manca una volta di avere la lavastoviglie. E non che può. Non gli ha inventato niente, una volta tutti se l'aveva in casa, le case l'avevano buttata via. Quella era una lavastoviglie che funzionava. Che bella. Tanto, e sono abbastanza, avevamo fatto una ricerca, no, che ne avevamo trovato, proprio perché bisogna le robe nuove, che sluse le robe elettroniche. E sono stati abbastanza delusi quando sono andati 5 anni fa in America, a New York, e avevano trovato la lavastoviglie del nord Italia, l'avevano trovata a New York, nel Museo della Scienza e della Tecnica, perché gli americani, che è un popolo, che gli indrio poretti, gli ha tanti schei, però è un popolo giovane che non ha passato tradizioni, e viene qua, compra le robe vecchie e fa finta che le sia sopra. E noi sono stati abbastanza delusi quando sono andati là a New York, e drio una teca di cristallo che n'era The Old Italian Dishwashing Machine. E spiega tutto numero 1, numero 2, tu spiega in inglese, ne tocca fare la traduzione dell'inglese per una roba che è il bagaglio tecnico nostro, bagaglio culturale nostro. E là era scritto 40 years ago, in the northern part of Italy, spread all over the countryside and the mountain villages, people were used to have in the kitchen a certain device for washing pots and plates. It was made of a base of carved stone or marble, where they were used to pour the water they were getting outside. Under it, they had a curtain, and behind the curtain, they had very important accessories. And Yes. Avete capito tutti allora? Ah no, non avete capito tu voi. E fai la traduzione mi va là. 40 years ago, vuol dire 40 anni fa, no? La lavastoviglie della nonna l'era pressopoco fatta così. Un ripiano in pietra o marmo scavato a mano che gli americani individua col termine the setcher. yes, the setcher, yes. Sora sto setcher che era degli elementi architettonici lignei che gli americani che chiamano pickles, che serviva per appendere i contenitori, ovvero the setch. Yes, the setch. Sti setch non era in moplen, movil, teflon, quelle robe di plastica, no, era di un materiale metallico particolarmente duttile che gli americani che chiama run. The setch of run. Ma la roba più bella era under the setcher, cioè sotto il setcher, perché che era il cossidetto little theater, cioè piccolo teatro,
Nel senso che n'era degli anelli che teneva su delle scione, capito? Delle tende colorate a quadretti che si vedeva tipo carosello, via. E dentro sotto che n'era tutti gli optional. E là che n'era, non so, Keldrolls, Peanuts, Fursuring, The Satchel with the squat. Yes. The squat era quell'aggeggio con manico ligneo e sponciò in fondo che serviva per la passata grossa di pignate e piatti. Che n'era two squat per ogni casa. Che n'era the squat under the satchel and the squat of the chest. Che l'era da un'altra banda. L'importante era non confonderli. Perché se dopo i piatti si aveva un odore strambo che gli americani che chiamano fresken. Yes. Sì. Oh, ma sai, la mia lavastoviglie c'ha gli optional. Bella roba, anche a me nonna l'aveva gli optional. L'optional che aveva tutti era quella specie di arco di legno con i ganci all'estremità che gli americani che chiamano the big hole. Con sto big hole i carghe i secci in alla fontana e toglieva quanta acqua che volevi a tutte. E l'aveva pulito perché una volta sì che era sporco, non come adesso che usa il gas di città, il gas di bombola, propano, butano, putanola, che fa che la fiammella esile. No, una volta aveva the fork. Yes. Fatta con l'ench. Yes. Non so se vi ricordate che il fia quella smorcia negra sul culo delle pignate. Gli americani a sta porcaria che chiama the Caliden. Yes. Che era fatica a cavarla. Se non che i nostri vecchi sapevano come fare perché si aveva indegnato e aveva inventato il detersivo che era più vara, fortissimo, più forte di quello nostro del Didencoi e anche biodegradabile al 100%. Non so se vi ricordate, era francese, il famoso Mont Sabion. Sì, che il Mont Sabion non si voleva fustini, si voleva sece. A cariolave, Ecco, gratis. sulle rive dei Rui che era Sabion per tutti i vara. E se no che ne era vero per la passata leggera, Cendre. Sottoprodotto del fork. E se no era farina, sale, aseo, vara di tornei, i ranchi, era più lustri di quando che li aveva comprati. Ma cosa avevano inventato gli altri? Niente. Un tubo. Da nessuna parte. Ma ti ciapa la lavatrice. Signore, se voi altri comprare una lavatrice, cosa vardeu? La capienza del cestello. E mia nonna aveva che cestello anche ella. De vimini, ma cestello 3 kg, più grande 5 kg, 20 kg caricamento posteriore verticale che ci aveva derla. Yes. Sì, ma la mia lavatrice c'ha il timer. La mia lavatrice ha i programmi e mia nonna? Altro che programmi, addirittura per il tipo di lavaggio cambiava lavatrice. Bucato grosso, laborioso, tipo un enzioi. Aveva quel contenitore grande, conosciuto come The Mascella, dove la fea la famosa Alicia, yes, che l'era alternare strati di fendro, acqua di boio e enzioi, e là veniva fuori bei bianchi, un bel lavaggio. E dopo il residuo non se buttava via, il famoso The Lissy Bath. Perché del Lissy Bath se finivano i boce. Sì, perché l'uomo in ammollo non l'ha inventata la televisione. Perché l'unica maniera per toglierci quella pelle protettiva di cui eravamo dotati, conosciuta come scrogna, era immergersi nel Lissy Bath e dopo un'ora cavarla col bruschin. Sì, ma era bello perché ti veniva a fare un bucato. Sì, bucato via. Proprio perché tante volte i bush. Però le nonne erano brave perché dopo le chiedeva un pontesel e dopo le metteva a sugar fora su ste belle aie e poi le soppresseva col fer da bronza e dopo le piegava e le metteva via con il profumo di lavanda o col profumo di ponco d'once, non so se vi ricordate. E dopo quando che faceva il bucato che si sughiva, anche gli uomini e le femmine faceva il bagno e allora i cambiai inizio e in alta il mese di a dormirsi su sti bei nezioi profumati, bei bianchi, tutti ruspighi. Ruvidi, sai? Io mettiamo da ora andare dopo perché si diceva, che te grattea la schiena. No,
Una lussuria, era una lussuria! No, come adesso che fai in fioi di seda pitturata ma anche ti va su, osteria, e bisogna che ti metti sulle scarpe coi ciodi per andare con tua femmina, osteria. No! Sì. E se no, per il bucato normale, la nonna l'aveva già battisti giapponesi. L'aveva una lavatrice ultra piatta, compact, portatile, senza transistor, che gli americani chiamano the lavador. E la lo portava fuori, lo portava sulle roglie, sulle fontane, e la feia il famoso bucato anti-stress. Perché adesso le femmine maritali hanno tutto lo stress. Perché le lavora e le si inrabbia col capufficio, arriva a casa, le si inrabbia coi bocce, alla sera il marito si inrabbia col marito e va dove susta, gli viene l'esaurimento, lo stress. Mia nonna non aveva stress, aveva solo stress. E sì che anche ella si inrabbia col nonno, poi al torneo a casa Ciocc tutte le sere. A casa Ciocc non è un ballo russo, è una balla nostrana. E allora sa tu sta nonna che le andava fuori tutta inrabbiata, la si metteva a lavare, fa brutto portello, pam, vigliacco strafa famiglia. E intanto si scarichia i nervi e quando era rilassata l'attacchia a fare aerobica. La bella va in cantina e avanti così e l'andea pulito. Pensate che le femmine d'inverno le spende 50-60 mila franchi a fare gli stessi movimenti. Che chiama pressistica. Guarda, mia nonna la fa la pressistica fino a 83 anni, poveretta. Si può varare di quelle robe che fa da ridere i sas, perché poi le femmine le si facevano in giro anche dalla televisione, non so, la pubblicità per queste robe. Ma tu hai presente quelle due femmine che le si trova sull'autobus, le si guarda e una ha la camicia compagna e quell'altra solo che le incimpi smarida. Smarida vuol dire perso il colore. E se guarda. Oh! Ma cosa ci fai tu alla tua camicia? E quell'altra tutta quanta tranquilla fa: sai, la lavo in acqua fredda. E quando mai mia nonna la lava con l'acqua tiepida o calda, osteria, la dia dall'acqua fredda all'acqua ingiazzata. Dighi, la doveva avere quei bucati favolosi, e se no ti trova questo quello che fa: signora, vuole un bucato perfetto? Lo faccio a 30 gradi. Signora, il suo bucato risulterà brillante e se lo farà a 60 gradi. Guarda, mia nonna per fare il bucato bene doveva farlo solo a 90 gradi, ma così. Ditemi voi altri cosa che ha inventato? Niente. Niente ha inventato. Solo l'orgoglio e il pregiudizio anche, perché con la questione che i fiori non ti puoi più mandarli in giro per le strade, ti manda all'università, no? Perché non ti sa dove impiegarli. Allora i serudis, allora che basta più 4 tolle in cavalletto. Io voglio studiare le belle arti, le belle arti, allora cominci a essere di quei che pretende, sai, io vorrei un mobiletto un po' stile antico, un po' originale, non so, un stile rococò. Che una volta i mobili rococò li aveva tutti, solo che li tenia appena fuori dalle porte, vi ricordate, aveva le grate, che era rococò. Caponere voleva, via rococò. Così no, i difficili. Sai caro, vorrei le sedie di pelle, le poltrone di pelle, insomma i mobili di pelle. Una volta i mobili di pelle li aveva tutti, solo che quelli erano veramente mobili perché si muoveva, gli aveva i corni, la coda, la sgarba e gli serviva anche come riscaldamento. Pensa, ambiuso, pensa che modernità, perché una volta delle case di montagna, le case coloniche d'inverno erano solo 2 le stanze riscaldate. La cucina dove ti fai da mangiare e quel tinello, quel salotto un po' discosto che gli americani chiamano the stall, dove chi era allineato di tutti questi termoconvettori, chi aveva anche a nome l'era bel perché ti ha detto ciao Gigia, ciao Bisa, ciao Mora, ciao Italia, Austria, era un rapporto umano e lo chiede voi altri che va a casa, verde la porta, c'è il termosifone che fa ciao Osvaldo come stai? Nessuno Austria. Ha perso quel rapporto, quella socialità dove le famiglie si catè appunto su sto tinello farfilò tra di loro senza porte blindate e là era besto calduz, tiepiduz, l'aria condizionata. Sì, l'aria era condizionata da quelle robe tenere
che cascadeva su un fossatel che veniva fuori su una gran busa, che gli americani a sta busa che chiama The Leathermere. Yes. The Leathermere, altra cosa difficile da trovare. Una volta li aveva tutti, invece adesso ho un inquinamento. Una volta un'inquinea mia, guai perderlo quel. L'era oro nero, ma l'era oro. Depositi come la banca, Versamenti. liquidi e soldi. Era tutto là. E non solo quello degli animali, anche quello delle persone, perché non tanti anni fa non esisteva mica il cesso interno in casa. L'era by the side. Sul canton del Leathermere, e era sto gabbiotto, sai tu, a caduta libera. De canne o de legno, vi ricordeu? Con quel cubo sottovuoto interno che gli americani che chiama the kegador. Yes. Con di fianco sempre un gancio con le schedine del Totocalcio, che non le serviva a fare 1 o 2 X, no, tutti via sistema, la tripla. Che e là lo rifia la giocata ed è so che ne era la ricevitoria. Sì, caro mio, è grave era quando che non era più le schedine del Totocalcio, che allora se dopo i ritagli dei giornali, non so, che non si sa mai se l'è nato per leserlo in effetti oppure per... Solo che aveva anche in quel caso un difetto, perché te restia tutte quante le parole stampate sul dedrio. Ciao, mio nonno si è stufato di sentirsi dire nonno cavete le braghe che ho da venire di leggere l'articolo. Le là che è nato il famoso articolo di fondo. Insomma, tosato. Ciacole voi altri, ma le fatica, ma ridarsene. Insomma, il matrimonio lo facciamo un pochettino così, con allegria. Insomma, bisogna essere contenti.